Essere. Polemiche sul decreto dignità, il governatore nel mirino delle categorie. È già iniziata la campagna elettorale per le regionali, ribatte Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata della stagione di Ring, in onda lunedì sera. Titolare malmenata, la rapinatrice che si dilegua a piedi, paura in una gioielleria in centro a Vittorio Veneto, e ora è caccia ad una rapinatrice bionda. Ancora casi di persone contagiate dal virus West Nile, una donna di Fossalta di Piave ricoverata all'ospedale Cafoncello ed un caso di dengue a Conegliano, al via le disinfestazioni nei comuni. Quarantenne della Mala Veneziana aggredisce i carabinieri in una discoteca di Castelfranco, nell'auto i militari gli trovano una pistola con il colpo in canna, arrestato. Presunto caso di molestie su un bambino accaduto in via Bindoni a Treviso, a chiamare la polizia alcuni residenti della zona che puntano il dito contro uno straniero. Togliere i bidoncini per la raccolta porta a porta dal centro di Treviso, i cittadini incalzano sindaco e Contarina per cambiare le modalità dei rifiuti. Un oggetto, una storia della Grande Guerra, oggi vi mostriamo un tirapugni ricavato da un ferro di cavallo, lo preparavano in trincea i soldati per gli assalti all'Arma Bianca. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la politica, con le polemiche divampate nell'ultima settimana sul decreto dignità, nel mirino anche il governatore. È già iniziata la campagna elettorale per le regionali, ribatte Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata della stagione di Ring, che andrà in onda su Antenna 3 lunedì sera. Sentiamo un estratto. Dire che c'è una posizione dei Veneti, una della Lega, una degli industriali, direi di no. Direi che giustamente gli industriali, gli imprenditori in generale, ricordiamo che non sono solo industriali, parlano gli artigiani, parlano molti altri, hanno delle rivendicazioni, penso gli agricoltori. Gli agricoltori chiedono i voucher, anzi li chiedevano perché oggi sanno che c'è la certezza che i voucher, grazie a questa azione della Lega, in agricoltura e turismo tornano, diciamo. E turismo tornano. Dopodiché, è giusto, come accadrà in tutte le leggi, è che noi siamo come si vede nella fase di rodaggio, di tagliando, stiamo governando da 54 giorni o giù di lì, 60 giorni, non so quanti siano, e è naturale che il primo provvedimento vero che entra, anzi il primo in assoluto, cominci a collaudare le forze di governo rispetto anche al territorio. La regione va a rinnovo fra 2 anni. Quindi c'è chi è abituato alle corse lunghe, non dico industriali, dico in generale, perché poi il dibattito ha lambito un po' anche le forze politiche che sono all'opposizione, giustamente. Cioè stanno già facendo campagna elettorale, ma immagino che approfitteranno d'ora in poi di qualsiasi opportunità. Un'opportunità ghiotta, avendo la forza politica che rappresenta il Presidente, il Governatore in Veneto, che governa l'Italia. E quindi è inevitabile che ogni cosa che si farà, nel bene o nel male, avrà una ricaduta in Veneto, vuol dire, ma tu che li rappresenti cosa dici? Allora, forse dovremmo tutti abituarci a questo nuovo schema di gioco, che è uno schema di gioco che io ho già visto nella mia vita amministrativa. Quando tu amministri una regione, se sei all'opposizione a Roma, hai un dibattito, un tipo di dibattito, se sei in maggioranza devi rispondere anche di quello che accade. Se Salvini avesse fatto arrivare le navi, avrebbero detto, ma Zaia adesso cosa dice? Che arrivano gli immigrati. Invece Salvini le ha bloccate le navi. Le ha bloccate, infatti, se note, sugli immigrati non dicono niente. Ed ora torniamo a parlare dei casi di West Nile che si sono verificati appunto nella nostra regione. Cresce il numero di casi, siamo a 12, l'ultimo è quello di una donna di Fossalta di Piave che è ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Colleghiamoci dunque in diretta proprio con l'ospedale Cafoncello, dove c'è per noi Lucio Zanato in compagnia del dottor Scottone, primario del reparto delle malattie infettive. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Come vedete sono all'esterno del Cafoncello di Treviso, sono con, hai detto giustamente, il primario Scotton. Primario, il bollettino a quest'ora, a questo momento alle 19:30 per la signora di Fossalta di Piave di 50 anni ricoverata qua. La signora sta andando molto bene, lei ha avuto un quadro iniziale di meningite
con febbre e mal di testa, ma attualmente le condizioni sono in ripresa e devo dire che fra poco inizierà anche la convalescenza, per cui non c'è nessun motivo di preoccupazione sulle sue condizioni. Si parla di danni permanenti in questo caso di febbre del Nilo? No, allora bisogna tenere presente che il virus del Nilo può dare un numero notevole di quadri clinici, che va dal quadro completamente asintomatico, uno sta bene e fa l'infezione senza nessuna manifestazione, a solo una febbre tipo influenzale o a localizzazione del sistema nervoso centrale, che anche in questo caso sono di diversa espressione, o una meningite linfocitaria che viene chiamata benigna, che è quello che si sta verificando nella nostra paziente, oppure un interessamento del cervello, che è l'encefalite, che in quel caso allora può dare delle conseguenze importanti. Devo dire che però questi tipi di complicazioni dell'encefalo si verificano di solito in persone molto anziane oppure che hanno delle compromissioni del sistema immunitario, cosa che non è in questo caso. Deve allarmare la febbre alta? Allora, in questo momento devo dire, siccome si sapeva già da tempo che c'erano dei focolai di zanzare positive per il Western Isle un po' in tutto il Veneto, insomma bisogna avere un basso livello di pensare alla febbre del virus occidentale il prima possibile, tale da avviare degli accertamenti e poi fare una diagnosi precisa. Probabilmente tante febbre che si sono verificate attualmente possono essere un'espressione di queste forme benigne dell'infezione. Marta? Ecco Lucio, allora io direi andiamo subito a Fossalta di Piave, perché appunto come diceva il dottor Scotton ci sono questi focolai, malattia trasmessa dalle zanzare e appunto a Fossalta di Piave sta partendo una disinfestazione massiccia contro le zanzare. Sentiamo. Ho parlato stamattina, appena saputo la notizia, col compagno della mia concittadina, il quale mi ha tranquillizzato dicendo che tutto sommato sono già 4 giorni che l'evento è successo e la mia concittadina sta migliorando decisamente. È vigile e sta complessivamente meglio la cinquantenne di Fossalta di Piave colpita dalla febbre del Nilo, ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Nessun viaggio in zone a rischio, solo spostamenti nei dintorni. A contagiarla la puntura di una zanzara comune. Che si tratti di West Nile praticamente assodato, in questi casi le unità di microbiologia e malattie infettive lavorano in simbiosi. Quando c'è il sospetto clinico viene immediatamente fatto l'esame del sangue, quindi un test particolare per identificare questa patologia. È una stretta collaborazione tra malattie infettive e microbiologia, per cui in questi casi viene dato il risultato e si procede con sia seguire il paziente che la comunicazione all'igiene pubblica. A Fossalta di Piave, comune di confine tra Treviso e Venezia, si apriranno a giorni manifestazioni con un consistente afflusso di persone come la Sagra. Necessario procedere a una disinfestazione su larga scala. Si interverrà, fa sapere il sindaco, nel raggio di 500 metri dall'abitazione della cinquantenne colpita dalla febbre, in una zona piuttosto centrale del paese, e questo a tutela innanzitutto di anziani, bambini e malati cronici. Lunedì ho già convocato gli uffici, quindi l'ufficio tecnico, la ditta che mi fa il trattamento di solito e l'ASL, per fare un piano d'azione coordinato. Si parla comunque di una disinfestazione che possiamo definire massiccia. Beh, non c'è altra possibilità. Saranno trattati non solo i tombini come al solito con le pastiglie, ma anche le aree private e pubbliche. Questo è l'unico sistema per poter combattere ovviamente il tipo di malattia. Ecco Lucio, allora torniamo a collegarci con Lucio Zanato all'ospedale Cafoncello di Treviso, perché in queste ore in provincia di Treviso c'è preoccupazione non solo per questo caso di West Nile, ma anche per un caso di dengue che si è verificato a Conegliano. Ha colpito un giovane coneglianese che era rientrato dopo un lungo soggiorno nel sud-est asiatico. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano. Fortunatamente le sue condizioni vengono dichiarate buone, ma comunque essendo una malattia che si trasmette anche questa attraverso la zanzara tigre, il sindaco di Conegliano Fabio Chies ha firmato un'ordinanza di disinfestazione della zona in cui risiede il paziente, appunto a Parè di Conegliano, e nella medesima zona l'ULSS procederà inoltre ad effettuare per 2 settimane dei campionamenti
delle zanzare. Allora al primario Scotton, Lucio, volevamo chiedere che rischi possono esserci per le altre persone, essendosi contagiato all'estero questo giovane. Ecco, diciamo che c'è una caratteristica importante tra il West Nile e la dengue. Mentre il West Nile, il soggetto umano che ha l'infezione non trasmette l'infezione ad altre persone neanche tramite la zanzara, cioè la zanzara non può infettarsi pungendo un essere umano, si infetta pungendo gli uccelli, ecco. Per la dengue invece è diverso, perché la zanzara tigre punge un uomo, una donna, un essere umano, insomma, e può trasmettere, se questo ha il virus circolante nel sangue, proprio perché rimane a lungo per diversi giorni circolante, ad altre persone e dare l'avvio quindi anche a un'epidemia locale. Quindi la considerazione più importante da fare è che tutti quelli che rientrano da zone a rischio, e in questo momento è soprattutto non solo il sud-est asiatico ma anche il Sud America e un po' meno l'Africa, è quello di considerare questa eventualità e di fare una diagnosi precoce proprio per isolare il paziente finché questo guarisce e viene meno la viremia circolante che può effettivamente avviare una nuova epidemia locale, come sono state descritte di piccoli focolai di solito anche in Francia e in Grecia. Ecco, l'ultima battuta la facciamo invece per le zecche, perché Marta pare che ci sia un altro allarme proprio dedicato alle zecche. Beh, le zecche, diciamo, è sempre il problema, le famose encefalite da zecche, e rimane sempre in questo momento la causa più frequente di encefalite rispetto alla West Nile e ad altri virus, per cui qual è il consiglio? Perché molti vanno in montagna, perché molti andranno in mezzo ai boschi, qual è il consiglio? Sì, quindi uno non deve considerare solo l'infezione da borrelia, ma soprattutto l'encefalite da zecche, che è un virus. E la cosa più importante è ovviamente quello di non farsi pungere dalle zecche, ma sicuramente qui c'è uno strumento validissimo di prevenzione che è la vaccinazione, che è efficacissima, per cui uno che gli piace la montagna è meglio, è altamente consigliato fare questo tipo di vaccinazione. Se non ci sono altre domande, Marta? Sì, Lucio, grazie per questo collegamento, a te, grazie al primario delle malattie infettive dell'ospedale di Treviso, dottor Scotton. Noi proseguiamo il telegiornale con la cronaca, andiamo a Vittorio Veneto, dove caccia alla rapinatrice bionda che ieri pomeriggio ha aggredito e derubato la titolare di una gioielleria che è rimasta anche ferita. Sentiamo il servizio. Serrande abbassate oggi alla gioielleria di via Garibaldi a Vittorio Veneto, dopo che ieri pomeriggio una delle due sorelle titolari, Teresa Dalla Giustina, 73 anni, è stata aggredita, malmenata e derubata. Tutto è accaduto poco dopo le 16, quando una donna bionda è entrata in negozio. Era una signora bionda sui 45-50 anni. Non ho mai vista questa signora. Non l'ho mai vista io. No, ma la signora quella che... La signora che della gioielleria è la nostra cliente abituale, sono due sorelle anziane, gentilissime sempre. Come si è presentata? Cosa succede? Come è andata qua? Come l'ha vista? La signora bionda, non l'ho più vista la signora della gioielleria ieri. Io sono andato, quando mi hanno detto che era successo, sono corso a vedere come stava e l'ho visto un secondo, poi sono uscito. Ecco, com'era? Aveva il volto tumefatto, un taglio in testa, si vede visibilmente scossa come tutti i negozianti attorno, perché voglio dire 4:30 del pomeriggio più in giorno con la pistola in mano non è sicuramente una roba facile per noi. Ecco, ma la gioielleria è gestita da due signore? Due signore anziani, sui 70 anni hanno, sono due signore gentilissime che sono i nostri clienti abituali, quindi siamo tutti abbastanza scossi in questa zona qua per questa cosa. Adesso corro dai carabinieri. La testimonianza del barista di fronte alla gioielleria, che come tutti i negozianti della zona è stato contattato per confermare l'identikit della rapinatrice. Stando alle testimonianze non sarebbe stata la prima volta che la donna bionda aveva cercato di rubare all'interno del negozio. In quel caso l'obiettivo era un vaso, ma la sorella dell'aggredita l'aveva allontanata in malo modo. Ieri la donna è riuscita ad entrare approfittando dei riflessi del sole lungo la via che impediscono di vedere bene chi chiede di entrare. E una volta dentro la rapinatrice, pare con una pistola, forse giocattolo in pugno, si sarebbe nuovamente diretta verso il vaso che poi avrebbe usato per percuotere l'anziana, a cui successivamente avrebbe strappato collane e bracciali. Un bottino tutto sommato magro che la donna si è portata via lasciando l'anziana a terra in stato confusionale. Subito sono intervenuti i soccorsi e la 73enne è stata ricoverata all'ospedale, mentre i carabinieri hanno iniziato la caccia alla rapinatrice che sta continuando anche in queste ore.
Ed ora la notizia di un incidente accaduto nel pomeriggio a Sernaglia della Battaglia, dove un 41enne del posto, un meccanico, è stato investito mentre a piedi attraversava via Farra. A travolgerlo la moto condotta da un 27enne della zona, uscito praticamente illeso dall'incidente. Immediata la richiesta di intervento del 118, il ferito è stato trasportato in condizioni che sono giudicate molto gravi all'ospedale di Treviso, con l'elicottero ricoverato è in prognosi riservata. Andiamo ora in via Bindoni a Treviso per un episodio che, se confermato, sarebbe davvero molto grave, un presunto caso di molestie su un bambino. Sentiamo. Intervento della polizia ieri sera in via Bindoni a Santabona, non per i soliti disordini questa volta, ma per un episodio su cui ora si stanno facendo accertamenti con tutte le cautele del caso. Presunte molestie sessuali di un adulto nei confronti di un ragazzino. Quest'ultimo è stato visto da una residente mentre usciva da un edificio in abbandono lungo la strada lamentando dei dolori. Dalla stessa casa è uscito di lì a poco un uomo, uno straniero che bazzica in zona e vive svolgendo piccoli lavoretti e che aveva già insospettito le famiglie per le sue eccessive attenzioni nei confronti del bambino. La scena è stata riferita dalla donna ai genitori del piccolo, che prima hanno affrontato l'individuo, poi hanno chiamato le volanti. Il bimbo è stato visitato in ospedale, il suo presunto molestatore nega di aver abusato di lui, la residente che ha raccontato di averli visti appartati è stata ascoltata in questura, ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e il coinvolgimento di un minorenne impone la massima prudenza, motivo per il quale le indagini vengono svolte in queste ore con assoluto riserbo. Aggressioni, droga, litti continue durante la notte. A denunciare una situazione ormai insopportabile erano stati i residenti che risiedono appunto nell'area sulla Feltrina, vicino al bar-ristorante Vachis, costretti a chiamare più volte la polizia. Ebbene, ora il questore ha disposto la chiusura del locale per 2 settimane. Aggressioni, risse, molestie, liti tra avventori e droga, sigilli per 15 giorni al Vachis, bar-ristorante sulla Feltrina, gestito da una famiglia nigeriana. La chiusura temporanea del locale è stata disposta dal questore di Treviso dopo una lunga serie di interventi delle forze dell'ordine, chiamate spesso dai residenti del quartiere per schiamazzi e disturbo al riposo notturno, ma anche per sedare risse. In alcuni episodi i poliziotti, durante i controlli nel locale, hanno anche fermato spacciatori trovati in possesso di droga come cocaina ed hashish. A dicembre un nigeriano, all'arrivo delle forze dell'ordine nel bar, aveva ingoiato 11 ovuli di cocaina, finendo all'ospedale rischiando la morte. Per motivi di ordine e sicurezza il locale era già stato chiuso il mese precedente per 1 settimana. Ora è arrivato il provvedimento di chiusura per 15 giorni, ma la situazione, fa sapere la questura, verrà costantemente monitorata. Se dovessero ripetersi gli episodi che hanno portato per 2 volte alla chiusura temporanea dell'esercizio, verrà valutata infatti la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti fino all'eventuale revoca della licenza. 40enne mestrino aggredisce i carabinieri in una discoteca di Castelfranco. I militari gli trovano in auto una pistola con il colpo in canna. L'uomo, appartenente alla mala veneziana, è stato arrestato. Quando li ha visti entrare all'interno della discoteca ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ai controlli, un atteggiamento che non è passato inosservato ai carabinieri di Castelfranco impegnati in un maxi blitz notturno nei locali della Movida Castellana. I carabinieri l'hanno quindi bloccato, trovandogli addosso piccole quantità di cocaina ed hashish, ma è stato quando i militari gli hanno fatto capire l'intenzione di procedere ad una perquisizione dell'auto che l'uomo, 40 anni di Mestre, è andato su tutte le furie prendendoli a calci e pugni. Ne è nata una colluttazione nella quale 2 carabinieri hanno riportato lievi escoriazioni. All'interno dell'auto del mestrino è stata rinvenuta una pistola con il colpo in canna. I successivi accertamenti hanno evidenziato che il 40enne è una persona ben nota nell'area del Mestrino e del Miranese come appartenente alla mala veneziana, con svariati precedenti per detenzione di armi e droga. L'uomo è stato arrestato. Togliere i bidoncini per la raccolta porta a porta in centro a Treviso. I cittadini incalzano sindaco e contarina per cambiare le modalità della raccolta dei rifiuti. Sentiamo. Sono brutti da vedere. Vai in Piazza del Monte di Pietà e sono tutti lì. Proprio un fatto estetico, proprio sbagliato. Perché sono proprio brutti da vedere. Vorrei essere un turista che gira per Treviso e dice: ah, che belli sti
perché non li tira dentro nessuno. Vanno cambiati perché ce ne sono fin troppi. Da qui a Napoli che differenza c'è? C'è immondizia dappertutto, c'è sporco dappertutto. Basta così. Basta trovare uno style che possa essere adattato alla città. L'importante è che sia sempre fatto comunque la differenziata con tutti quanti, no? Personalmente io preferivo il sistema precedente, cioè delle aree ecologiche in cui si portavano le immondizie e non questi bidoni distribuiti in casa e poi lasciati spesso l'intera giornata all'aperto. Alla fine secondo me bisogna vedere anche un attimo, avere un occhio sulla praticità delle cose, dove li mettiamo poi. È chiaro che stonano un po' con l'ambiente in centro storico, sono sicuro, ma... Quale potrebbe essere la soluzione per contemplare sia l'efficienza della raccolta che il decoro urbano? Bidoni cumulativi già divisi per qualità di rifiuto, però con un badge ad ogni cittadino che deve strisciare per buttare via l'immondizia. Sì, bisognerebbe anche cercare dei posti più magari nascosti, però servono, non si deve guardare solo la bellezza, è importante fare dappertutto la raccolta differenziata, compreso in centro. E continuiamo a parlare di rifiuti perché ieri l'inaugurazione del nuovo parcheggio della sede di Conegliano della Savno è stata anche l'occasione per festeggiare il primo posto in Italia per raccolta e riciclo dei rifiuti. Sentiamo. Taglio del nastro per il nuovo parcheggio della sede Savno ieri pomeriggio in via Piovesan a Conegliano. Ma in realtà più che una cerimonia di inaugurazione è stato un momento per festeggiare il primo posto in Italia per la raccolta e il riciclo dei rifiuti. Un risultato sancito a Roma che riempie d'orgoglio la dirigenza della società pubblica che gestisce il territorio della Sinistra Piave. È stata l'occasione del parcheggio per festeggiare essere i primi in Italia, per festeggiare soprattutto con i nostri collaboratori, perché noi amministratori siamo andati a Roma, io e il Presidente Vallardi, il Presidente del Bacino Vallardi, siamo andati a Roma a prendere il premio, ci hanno osannato e hanno detto bravi, però il merito non va a noi, va soprattutto alle nostre maestranze che alle 4 di mattina si alzano e vanno a raccogliere tutti i rifiuti e tiene bella questa nostra provincia. Un risultato che significa anche tariffe più basse rispetto alle altre province italiane. Qualcuno dice sì, ma le bollette costa sempre troppo. Ricordo a tutti, ma lo ricordo con un po' anche di orgoglio, che le bollette del consorzio Sinistra Piave, il nostro consorzio, sono le più basse d'Italia. Meno di così non riusciamo a fare. Probabilmente poi alla fine il problema è che quando si parla di rifiuti si ha ancora il vecchio concetto del rifiuto come un qualcosa di negativo. Invece oggi siamo riusciti a far sì che il rifiuto sia risorsa, perché tutto quello che noi recuperiamo lo trasformiamo in energia, lo trasformiamo in biometano, lo trasformiamo in elettricità e questo ci consente di abbassare i costi. Un risultato davvero unico per un'esperienza che il resto d'Italia dovrebbe prendere ad esempio. Ecco perché alla festa l'ospite d'onore è stata il sottosegretario all'ambiente che dopo il caso Malagrotta a Roma ha annunciato una commissione apposita contro gli ecoreati. Noi questa settimana in Commissione Senato abbiamo passato una commissione d'inchiesta per gli ecoreati, proprio perché abbiamo una commissione vigile sul territorio affinché vada a tirare fuori, a stanare quel marcio che è nei rifiuti, perché di lì parliamo di rifiuti in termine negativo e andiamo a stanarli e andiamo invece a rendere i cittadini collaborativi ancora di più e a sensibilizzarli come hanno fatto gli amministratori locali di questi territori. Io credo che la provincia di Treviso, tutta la provincia di Treviso, ma soprattutto il Veneto, può essere sicuramente ad esempio per il resto del paese nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. Il modello Savno potrebbe funzionare per la capitale. Ci vuole fermezza e volontà. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio con il TG di Treviso. Nasi all'insù e Ressa ieri sera negli osservatori astronomici della provincia di Treviso per assistere allo spettacolo della luna rossa e poi dell'eclissi. Vediamo. Si rimettono a posto le cose all'osservatorio di Vittorio Veneto dopo la ressa di cittadini che ieri sera è venuta qui ad ammirare la luna rossa. Soddisfazione ma anche qualche scusa da parte del Presidente. Abbiamo contato sicuramente più di 700 persone, sappiamo che molti non sono riusciti ad arrivare perché la strada è stretta.
Ci scusiamo con tutti, quelli che sono venuti all'osservatorio credo che siano rimasti piuttosto contenti. Il tempo ha tenuto, qualche nuvola non ha impedito di vedere la luna rossa, Giove, Saturno, Marte e anche Venere addirittura in prima serata. Una situazione che si è ripetuta in ogni osservatorio grande o piccolo della Marca del Veneto. Questi sono alcuni scatti da Treviso, della terrazza del Collegio Pio X, sede degli astrofili trevigiani. Un vero e proprio successo, soprattutto per i più giovani, affascinati dalla volta celeste. La gente si alterna tra il telescopio sulle eclissi lunari, il telescopio su Saturno e l'altro su Giove. La Luna è sempre in grado di esercitare un fascino profondo. È sicuramente l'oggetto più bello da vedere, insomma, questo sì. Beh, ci chiedo più che altro le caratteristiche, come si verificano le eclissi. Queste sono le domande che fanno principio e poi vogliono vedere al telescopio. Ed ora il prossimo appuntamento è per Ferragosto. Naturalmente ci sono le lacrime di San Lorenzo il 10, 11, 12 agosto, poi ci saranno le Leonidi a novembre, ma direi che ogni periodo, ogni stagione ha i suoi oggetti particolari da vedere. E da ieri sera in tutte le forme di comunicazione, dai social a WhatsApp, è stato uno scambio continuo di immagini dello spettacolo celeste Pardon Rosso, un colore che seppur siderale inevitabilmente ha richiamato più di qualche battuta anche a sfondo politico. L'abbiamo intitolata la notte di ieri sera la notte rossa, perché la luna rossa, colorata di rosso dalla luce del sole che filtra attraverso l'atmosfera terrestre, Marte pianeta rosso, ho detto a qualcuno che mi stava ascoltando, forse è l'unica notte di sinistra in Italia. Ed ora il consueto appuntamento del sabato con i vostri oggetti legati alla Grande Guerra. Andiamo questa sera a Revine Lago, dove ancora oggi, magari preparando l'orto, si possono ritrovare oggetti che non possono non fare riflettere. Vediamo. Visto così è un pezzo di ferro di cavallo, con delle borchie per far presa su pietra o ghiaccio. Ma girandolo racconta tutta un'altra storia, che parte da un ritrovamento del tutto casuale. L'ho trovato nel campo mentre levavo le patate e sarebbe un pezzo austriaco chiamata nocoliera o tirapugni, diciamo, che li facevano durante il periodo della guerra. Siamo a Revine Lago ed Edoardo Cattel, per tutti Dino, ci fa vedere questo oggetto che racconta di come l'uomo possa trasformarsi in animale da combattimento fino all'ultimo sangue. Una violenza che usava tutto durante gli assalti all'Arma Bianca. Questo tirapugni era quando facevano l'assalto alla baionetta, serviva anche per difesa personale, oltre che ad operare la baionetta. La storia finora ci ha consegnato la crudezza delle trincee con le armi da fuoco, ma c'è un'altra guerra nella guerra, dove la follia omicida riportava gli uomini alle caverne, con teste fracassate a colpi di pietra, mazze ferrate per dilaniare i corpi dopo averli trafitti con le baionette, fino ad arrivare ai volti sfigurati dei pugni sferrati con questi oggetti, costruiti e adattati nei lunghi tempi di attesa tra un assalto e l'altro. Infatti pochi sanno che con il tirapugni modellato adeguatamente non solo si offendeva, ma si difendevano le nocche della mano, indispensabili per poter continuare ad utilizzare il fucile. Ma l'utilizzo di questo terribile tirapugni austriaco non finiva qui. Non a caso, infatti, è finito nell'orto di casa. E poi anche quando facevano inquisizioni nelle case, che andavano a rubare, e se il padrone della casa si difendeva, loro gli davano un pugnone con questo oggetto. Inevitabile per Edoardo Cattel la riflessione su questo oggetto, ma soprattutto sulla Grande Guerra. Fa ricordare la violenza che è sempre stata e sarà ancora comunque in ogni caso, perché non è finita qua. Speriamo di no. Era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica soleggiata e anche molto calda sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori.
Temperature molto calde con minime comprese tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 36 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 36 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile, specie al pomeriggio, un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 34 gradi. È tutto, un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e all'estero.